Gentili appassionati di ciclismo, bentornati sulle strade del grande ciclismo per la categoria Elite Under 23. Ci troviamo a Bottegone di Pistoia per la partenza della 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Ci troviamo presso i locali della ditta Galligani Piante, che ormai da tanti anni fa da teatro di partenza a questa che è diventato un vero e proprio appuntamento per quanto riguarda la categoria dilettantistica in terra toscana ed emiliana. Una corsa nata nel ricordo di Fausto Coppi con la riproposizione della storica tappa che da Firenze portò a Modena e che vide il successo del campionissimo che si involò proprio sulle montagne dell'Appennino. Poi con gli anni è cambiata, è diventata una gara che collega due località storiche per il ciclismo, vale a dire Bottegone di Pistoia e Fiorano Modenese. Una gara che si è alleggerita dal punto di vista altimetrico con due salite che fanno, diciamo così, il rilievo altimetrico. La prima salita fino al passaggio dalla collina di Pistoia e poi il valico della Masera che è praticamente posto sopra Lizzano in Belvedere. Dicevamo una gara lunga, una gara che misura oltre 150 km, una gara che unisce due terre di grande ciclismo, la Toscana e l'Emilia Romagna. Organizzazione a cura della OCIP, Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, in collaborazione con il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro di Giulio Montanari. Ricordiamo anche che la prova assegnerà il 16° trofeo Ceramiche Artistiche. Ricordavamo, e lo vediamo nelle immagini, proprio la partenza, le fasi preliminari della partenza dai locali dell'azienda Galligani Piante. Tanta passione per questa famiglia, tanta passione verso il mondo del ciclismo e verso i giovani che popolano questo mondo. Sicuramente anche grazie a loro che questa manifestazione può essere giunta alla 16ª edizione. E siamo proprio al momento della partenza con gli atleti che si schierano e prendono il via proprio dato dai figli e dai bambini, dai giovani della famiglia Galligani che sono a loro ad abbassare la bandierina del via. Quindi si parte per questi oltre 150 km, 152 per l'esattezza, attraverso l'Appennino tosco-emiliano da Pistoia fino a Fiorano Modenese. Andiamo a scovare anche il percorso. La partenza l'abbiamo vista dalla sede della ditta Galligani Piante, quindi località Barba, per raggiungere poi località Bonelle, l'attraversamento di Pistoia e quindi l'inizio della prima asperità di giornata, la salita verso la collina, una salita pedalabile ma particolarmente lunga. Si parte dai 93 metri di Pistoia fino a raggiungere i quasi 800 metri di altitudine della galleria che è posta in cima a questa asperità. La discesa per raggiungere la località di Porretta Terme e quindi la seconda ascesa di giornata, quella al Gran Premio della Montagna del Valico della Masera, quando saranno stati percorsi 71 km di gara. Si entra quindi in provincia di Modena per transitare da Vignola a Castelvetro, il passaggio quindi a Maranello di fronte alla storica sede della Ferrari e l'ingresso nel territorio comunale di Fiorano, con l'arrivo che si concluderà proprio di fronte alla ditta Ceramiche Elea dopo aver percorso un anello di 4 km e 200 metri che sarà ripetuto per 2 volte. Siamo proprio all'inizio della salita verso la collina. Troviamo un atleta solitario al comando, andremo a vedere presto di chi si tratta. Si tratta del dorsale 35, il laziale Marco Cardinali della Gragnano Sporting Club. Primo allungo quindi di giornata, andatura che è stata da subito particolarmente sostenuta, con vari scatti che si sono avvenuti già nelle prime fasi di corsa. Questo anche a testimonianza di quanto questa manifestazione sia ambita dai corridori.
le formazioni alla via, coloro che hanno risposto all'appello degli organizzatori per questa 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese sono state la ciclistica Malmantile. Intanto uno sguardo anche sulla città di Pistoia, il team De Angeli Versilia Malmi, la Cycling Team Cascine di Buti, la Delio Gallina, formazione bresciana, quindi la Gragnano Sporting Club, la Gruppo Sportivo Maltinti, la Mastro Marco, la Valle Seriana, la Trevigiani Dynamon Bottoli, il Velo Club Brixia, l'Unione Ciclistica Pistoiese. Intanto all'inseguimento di Cardinali si è portato in prima battuta Anacona, fratello del professionista che ha militato anche in Toscana, nelle file della Caparini Le Village. Abbiamo visto anche Luca Cingi, arrivano anche gli alfieri della Trevigiani Dynamon Bottoli con Pari De Maggi che abbiamo intravisto per un attimo, e poi arriva anche l'azzurro Alberto Bettiol con la maglia del gruppo sportivo Mastro Marco ed anche altre le maglie della formazione pistoiese. Tanto Massimo Galligani guida la macchina del componente di giuria, uno sguardo sulle splendide colline dell'Appennino pistoiese, ancora solo al comando mentre stiamo continuando a salire verso la collina Marco Cardinali. Alle sue spalle però si è formato un drappello forte di una decina di unità, per loro un ritardo di una quindicina di secondi, il gruppo viaggia a 45 secondi, quindi situazione ancora particolarmente fluida in queste prime fasi di corsa, anche perché è una gara particolarmente lunga, misura 152 km. La Porrettana, la storica ferrovia che collegava Pistoia a Bologna con questi scorci paesaggistici davvero di indubbio interesse, indubbio valore. E continuiamo a salire, vediamo Giacomo Gallio della Delio Gallina. C'è un drappello adesso al comando formato da una decina di corridori. Vediamo anche Nicola Gaffurini, sempre della formazione della Delio Gallina, passa adesso Cristian Aretino, poi Cardinali che è stato l'ideatore della fuga, arriva anche Anacona, arriva anche Luca Cingi per i colori della ciclistica malmantile. Abbiamo visto anche Juliano Fonseca, sempre della Gragnano Sporting Club, eccolo qua, mentre a fare l'andatura è Nicola Gaffurini, il forte atleta della Delio Gallina. Ancora tratto in salita è Anacona a fare l'andatura in questo frangente. Abbiamo visto anche Giuseppe Cicciari nelle prime posizioni della fuga. Questi sono gli uomini al comando quando siamo ormai in vista dello scollinamento, con il passaggio dalla galleria che misura poco più di 1 chilometro, posta in vetta alla prima salita di giornata. Anche un po' di nebbia a fare da contorno a questo finale. Si entra nella galleria, Anacona si sistema la mantellina in quanto non fa particolarmente caldo quest'oggi, perlomeno non lo faceva alla partenza. Gli atleti saranno più fortunati nel finale. E siamo all'uscita dalla galleria del valico della collina con ancora gli uomini al comando. Abbiamo già ricordato i loro nomi e chiudono adesso il passaggio. Altri atleti si stanno cercando di riportare. Abbiamo intravisto la sagoma di Valerio Conti, il forte atleta del gruppo sportivo Mastro Marco. Quel gruppo è transitato a 25 secondi, gruppo ammiraglie che transita con 1 minuto primo di ritardo. E con le immagini torniamo in pianura, ci troviamo a Porretta Terme, ancora in azione la fuga che avevamo visto in precedenza, anche se dietro è un po' cambiata la situazione, andremo a vederla più avanti. E adesso vedete Luca Cingi che ci chiede anche informazioni sul vantaggio nei confronti del gruppo. Arriva poi con il dorsale di gara numero 54 Mattia Zennaro della Maltinti, con il 37 invece è Fonseca della Gragnano Sporting Club. Arriva Gallio in questo momento per la Delio Gallina, sempre altri atleti della Delio Gallina con Gaffurini. Arriva poi Cicciari della ciclistica malmantile e poi ancora Gaffurini, eccolo qua inquadrato, ed è ancora Cingi. Questi sono quindi gli uomini al comando. Dietro però dal gruppo si stanno avvicinando altri atleti. È segnalato un drappello che avevamo visto anche al passaggio dal valico della collina, un drappello in avvicinamento alla testa della corsa.
Arriva anche Cristian Aretino, eccolo qua inquadrato, l'atleta della Trevigiani Dynamo Bottoli. Questo è il drappello degli inseguitori con Valerio Conti. C'è anche un altro atleta per quanto riguarda la Mastro Marco, è Antonio Nibali, il fratello di Vincenzo Nibali. Con i colori della Maltinti invece abbiamo visto con il dorsale numero 46 Samuele Anichini. Anche altre maglie della Malmantile le vediamo inquadrate, altre maglie della Pistoiese. Si tratta di Thomas Capocchi, arriva anche un atleta del cycling team Cascine di Buti. Ed è una nutrita partecipazione questa, con anche il dorsale 41, vale a dire Giovanni Petroni, insieme a lui anche un altro atleta della Gragnano con il 35 e Marco Cardinali, che è stato il promotore della fuga, poi si era staccato in salita, ha saputo resistere poi al ritorno dei controattaccanti. Dietro ovviamente chi non ci sta è la Trevigiani Dynamo Bottoli, che si mette quindi a fare l'andatura. Trevigiani Dynamo Bottoli che davanti ha soltanto Cristian Aretino e quindi deve fare di tutto il possibile per cercare di stoppare questa azione. Abbiamo visto anche Eugert Zupa, campione nazionale albanese della categoria, e Trevigiani Dynamo Bottoli che quindi sta facendo di tutto per riuscire a ricucire questa fuga. Adesso hanno un ritardo però di una cinquantina di secondi dalla testa della corsa. Ovviamente dietro la Delio Gallina fa di tutto perché non possa andare in porto l'inseguimento della Trevigiani. Intanto davanti si sono riuniti due gruppi, infatti adesso quando siamo all'inizio della seconda ascesa di giornata, quella per il Gran Premio della Montagna del Valico della Masera, abbiamo visto Conti, arriva adesso Luca Cingi, è la volta di Cristian Aretino con il dorsale 76, questo è Nicola Gaffurini della Delio Gallina, è la volta di Giuseppe Cicciari, eccolo qua inquadrato, colori della Malmantile, abbiamo visto Maddaluno, arriva adesso Zennaro della Maltinti, più indietro vediamo ancora Gaffurini, riconosciamo la sagoma di Luca Cingi della ciclistica Malmantile. È una delle formazioni che davanti la Malmantile ha sicuramente più alfieri e quindi ha tutto l'interesse a far sì che questa fuga possa andare in porto. Sicuramente un vantaggio interessante, adesso 1 minuto e mezzo, ma ricordiamoci che abbiamo percorso appena 60 km di gara, questo significa che ne mancano oltre 90 alla conclusione. Arriva Petroni con Anacona, Nibali e poi anche vediamo Cappelli, e a chiudere è Samuele Anichini per il gruppo sportivo Maltinti. Uno sguardo sulla campagna della provincia di Pistoia, e dietro non cambia la situazione perché è ancora la Trevigiani Dynamo Bottoli con Michele Scartezzini che fa l'andatura in questo frangente. Trevigiani Dynamo Bottoli che ovviamente non ci sta a far portare a termine questa azione e quindi pone i suoi uomini al comando. Michele Scartezzini, quest'anno per lui un'ottima stagione, successi importanti. In Toscana è riuscito a vincere il Gran Premio Sportivi di Poggio alla Cavalla. Atleta dotato di ottimo passo, è uno degli azzurri anche della nazionale su pista. Però vedete dietro ci sono ancora gli uomini della Delio Gallina a cercare di interrompere l'inseguimento. Eugert Zupa è ancora lì davanti a controllare la situazione, sempre vigile il corridore della Trevigiani Dynamo Bottoli. Torniamo in salita con il gruppo degli uomini alla comando che si sta avvicinando al valico della Masera, e c'è l'allungo in questo frangente di Luca Cingi, prova a tenere il passo del corridore emiliano della Malmantile Anacona. Cingi sta facendo un bel ritmo in questo frangente, ci sembra un po' in difficoltà Anacona in questo punto, continua a spingere Luca Cingi, siamo ormai a circa 3 km dal Gran Premio della Montagna, tratto in salita questo, ma non sarà l'unico, perché anche se più avanti non ci saranno più salite particolarmente lunghe, i continui saliscendi della campagna modenese faranno sicuramente un finale particolarmente nervoso e andranno a decidere la 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Siamo al passaggio dal Gran Premio della Montagna con uno scatenato Luca Cingi che passa solitario al comando, dietro è Cicciari con Gaffurini e via via tutti gli altri che facevano parte
del gruppo che si trovava al comando. Arriva adesso anche il resto del plotoncino degli attaccanti con Valerio Conti, con Thomas Capocchi in testa, Giacomo Gaglio a centrogruppo, tanto anche Marco Bettiola, il papà di Alberto Bettiol, a controllare la corsa. Alberto Bettiol che è transitato in questo momento, in questo drappello. E via via tutti gli altri, anche altri atleti che hanno perso contatto, transitano dal Gran Premio della Montagna. Il grosso del gruppo, che è questo, accusa un ritardo di 2 minuti primi dalla testa della corsa. Quindi si sta evolvendo la situazione con un drappello, quello dove abbiamo trovato Zupa, Bettiol e tanti altri, che si è sganciato dal gruppo che insegue e adesso si trova tra il plotone e gli inseguitori con un ritardo di 1 minuto primo. Intanto siamo tornati in pianura, cambia ancora la situazione perché a questo punto abbiamo 2 uomini al comando, 2 uomini che si trovano in testa alla corsa. Si tratta del dorsale numero 28, vale a dire Corrado Lampa, insieme a lui Luca Cingi, che è stato il promotore di questa azione proprio nel tratto in salita verso il valico della Masera. Ci troviamo in questo tratto dove la strada tende leggermente a scendere, quindi gli atleti possono fare un'ottima velocità. Questi sono i più immediati inseguitori, pilotati da Giuseppe Cicciari, eccolo qua inquadrato, gli dà il cambio Giacomo Gaglio, e poi ancora con il 46 e Samuele Anichini. È la volta del dorsale di gara numero 10, vale a dire Dario Mantelli. Arriva con il numero 61 Antonio Nibali. È la volta di Thomas Capocchi con il dorsale 92. Ed ancora Mattia Zennaro per la Maltinti Banca di Cambiano. Questi sono gli atleti più attivi sulla testa del gruppo inseguitore, ma non dimentichiamoci che c'è ancora un gruppo alle spalle di questi atleti, gruppo che è segnalato con 1 minuto e mezzo di ritardo dalla testa della corsa ed appena 40 secondi dagli uomini che vediamo adesso inquadrati. Quindi una situazione ancora in continua evoluzione. Thomas Capocchi ci chiede delle illustrazioni sul vantaggio degli uomini al comando. Vediamo anche Antonio Nibali, Samuele Anichini. È la volta di Gaglio, quindi Cappelli, Zupa che è riuscito ad entrare, e quindi via via tutti gli altri. Chiude questo drappello Conti con Zennaro. Noi aspettiamo adesso alle loro spalle. Abbiamo visto anche Nicola Gaffurini a chiudere questo gruppo, e dietro prende decisamente in mano la situazione il gruppo sportivo Mastro Marco Chianti, dove a fare l'andatura adesso è il plurivittorioso di questa manifestazione, vale a dire Simone Antonini. Simone Antonini che ha vinto la Pistoia Fiorano Modenese nelle ultime 2 edizioni, nel 2011 e nel 2012, si mette al servizio dei compagni di squadra a fare un'andatura particolarmente elevata in questo frangente. Gruppo che si allunga e che recupera nei confronti della testa della corsa. Adesso è anche il bravissimo Mirko Tosino a fare il ritmo. Poi con il dorsale 36 gli dà il cambio Federico Costantino. Arriva anche Leonardo Cresca in testa al gruppo, il simpatico atleta laziale che ne approfitta per salutarci. E via via tutti gli altri atleti della Mastro Marco che stanno davvero imponendo un ritmo forsennato alla corsa, con Sandro Manzi che ci informa ancora del vantaggio. E quando siamo al chilometro di gara 112 il gruppo torna compatto. Tutto da rifare, quindi ripresa anche l'azione di Lampa e di Cingi, ripresi i corridori che si trovavano tra il gruppo ammiraglie e coloro che stavano dietro. Tutto da rifare in questo frangente, quindi situazione ancora particolarmente fluida. Siamo ancora a circa 40 km dalla conclusione, gruppo allungatissimo a testimonianza di una andatura davvero elevata. Adesso ancora le maglie della Delio Gallina e poi ancora Simone Antonini in testa alla corsa. Sarà un finale davvero al cardiopalma, con le bici Formigli sempre grandi protagoniste sulle strade del ciclismo.
Finale dicevamo al Cardio Palma per questa 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese che si disputa per l'appunto tra Bottegone di Pistoia e Fiorano Modenese. Ne approfittiamo per ricordare il contributo della Galligani Piante, della Lea Ceramiche, della Tranceria Luca, della Viviani Piante Tuci di Luigi e Cristina, la Cicli Tommi di Tommaso Pacini, le Generali Assicurazioni Spa, la Cicli Panconi di Andrea Panconi, la Campanella Costruzioni Meccaniche, la Ceramiche Panarie. Ancora una situazione diversa intanto quando con le immagini ci troviamo più avanti con la corsa. Abbiamo percorso 127 km. C'è un attacco a questo punto quando siamo proprio nel centro di Castelvetro, un attacco di 6 uomini, 7 adesso perché arrivano altri 2 atleti, quindi 8 uomini al comando. Qui vediamo con il dorsale numero 44, si tratta di David Tintori. Più avanti abbiamo visto Mirko Olivieri con il numero 65, risaliremo per avere la visuale più completa sugli uomini che sono al comando. Riconosciamo la maglia di campione albanese di Eugert Zupa, vediamo anche la maglia della ciclistica pistoiese. Dovrebbe trattarsi, andiamo a vedere di chi si tratta più avanti quando riusciremo a risalire con la nostra moto, tratto questo di strada stretta, quindi per riuscire a capire anche gli uomini al comando. Allora Zupa, eccolo qua con la maglia della campione nazionale albanese, ancora una volta Nicola Gaffurini, questo invece ancora Zupa della Trevigiani Dynamon Bottoli. Andiamo a vedere chi sono gli altri atleti al comando. Arriva Gaffurini, arriva Alberto Bettiol, arriva Mirko Tosino, arriva anche Zanetti della De Angeli Versiglia Marmi. Questi sono quindi gli uomini al comando. Ricordiamo anche David Tintori della Gragnano Sporting Club. Siamo in questo tratto finale che, come vi ho detto, non è decisamente pianeggiante, non ci sono le grandi salite che hanno trovato fino ad ora i ragazzi, ma continui saliscendi. Arriva anche con il 47 Omarasti della Maltinti, arriva anche Alessio Casini, attenzione perché il gruppo è davvero vicinissimo, eccolo Alessio Casini, sempre della Maltinti Banca di Cambiano. Ci avviamo alla finale di questa 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Questi sono gli inseguitori. Ovviamente, come vedete, c'è Conti che ovviamente fa il gioco di Bettiol, di Olivieri che si trovano davanti, così come il dorsale 29, vale a dire Meggiorini, fa il gioco di Nicola Gaffurini che si trova davanti, così non fanno che favorire l'azione degli uomini al comando. Passaggio davanti alla sede della Ferrari per la corsa. Adesso si è formato un terzetto al comando, terzetto composto da Alessio Casini della Maltinti Banca di Cambiano, davanti a lui abbiamo visto Alberto Bettiol del gruppo sportivo Mastro Marco, e poi è la volta di Eugert Zupa della Trevigiani Dynamon Bottoli, anche se indossa la maglia di campione nazionale albanese. Questi sono gli uomini al comando, seguiti dalla moto informazione di Sandro Manzi, e stiamo per entrare nel circuito finale, quello che porterà gli atleti ai 2 giri verso il traguardo, posto davanti alla Lea Ceramiche, traguardo valido per la 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Alessio Casini, eccolo inquadrato, dorsale 48 per il corridore livornese della Maltinti Banca di Cambiano. Io ne approfitto di questo momento in cui stiamo seguendo l'azione dei 3 uomini al comando per ricordarvi i patrocini del comune di Pistoia, di Fiorano Modenese, di Maranello, della provincia di Pistoia, di Bologna, di Modena e delle regioni Emilia Romagna e Toscana. Ancora 3 uomini al comando. Questo invece è il gruppo degli inseguitori che accusa un ritardo di 30 secondi. In testa al gruppo degli inseguitori, dorsale numero 12 per Mirko Tedeschi. Questi sono quindi gli uomini che stanno inseguendo. Non sembra però esserci la spinta giusta per provare ad agganciare gli uomini al comando. Abbiamo visto gli atleti della Maltinti ovviamente fare da guardia all'azione di Alessio Casini.
Adesso si portano gli atleti della Delio a fare l'andatura, intanto ancora con i 3 uomini al comando ci avviciniamo sempre di più al primo passaggio sotto lo striscione di arrivo. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, 16° trofeo ceramiche artistiche, la partenza da Bottegone di Pistoia, la conclusione ormai imminente a Fiorano Modenese. Una gara che ha visto nel proprio Albo d'Oro tanti nomi illustri. La prima edizione, vi ricordo che questa è nata come Pistoia Modena, con da superare il passo dell'Appennino, poi negli anni è cambiata, il percorso si è alleggerito per diventare ancora più incerta e ancora più aperta ad ogni soluzione. A vincere la prima edizione fu Massimiliano Giuliani, poi Volodymyr Gustov nel 99, nel 2000 Ruslan Pigorni, nel 2001 fu Mario Pafundi, nel 2002 Cesare Muto, nel 2003 Matteo Gigli, nel 2004 Thomas Mankinski, nel 2005 Simone Guidi, nel 2006 a vincere fu Dmitry Gabrowski, nel 2007 Marco Stefani, nel 2008 il successo di Filippo Baggio, 2009 per Leonardo Pinizzotto, nel 2010 Antonino Parrinello e nel 2011 e nel 2012 i 2 successi di Simone Antonini, che quindi è l'unico che è riuscito a vincere questa corsa per 2 edizioni. Ancora una volta vi ricordo l'organizzazione a cura della OCIP, Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, in collaborazione con il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro, che ha allestito davvero a contorno di questa gara Elite d'Under 23 qui a Fiorano Modenese, in quanto siamo ormai vicini al passaggio sotto lo striscione di arrivo, ha allestito un'intera giornata dedicata al ciclismo giovanile con tante gare di avvicinamento alla Pistoia Fiorano Modenese. Eccoci al passaggio sotto il traguardo, 2 giri alla termine per gli uomini al comando. All'inseguimento vediamo che esce un atleta solitario, si tratta di Antonio Nibali della Mastro Marco, per lui un ritardo di 25 secondi, e poi più indietro tutti gli altri, ma c'è stata davvero una notevole selezione con tanti atleti che hanno perso contatto. Dicevamo che il finale non è facile come sembra, ci sono tanti saliscendi e soprattutto questi atleti accusano notevolmente anche la distanza, ben 152 km. Attenzione perché perso leggermente contatto adesso Alessio Casini, per lui la cinquantina di metri da recuperare nei confronti di Zupa e Bettiol. Vedremo se ce la farà l'atleta livornese della Maltinti Banca di Cambiano, quando siamo ormai nelle ultime battute, mancano meno di 8 km dal termine per questa 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Si è partiti da Bottegone di Pistoia, dalla ditta Galligani Piante, ed ancora un ringraziamento va alla famiglia Galligani che con la propria passione rende possibile questa bella manifestazione, rende possibile questo viaggio che è più di una gara ciclistica, è un viaggio attraverso una catena montuosa dalla Toscana all'Emilia, passando per gli Appennini, montagne storiche come la collina di Pistoia, montagne che hanno fatto la storia in qualche modo di questo sport e che rappresentano un tratto di unione tra due terre così uguali e così diverse come la Toscana e l'Emilia, unite da una grande passione per il ciclismo, la stessa che lega la famiglia Galligani Piante con gli amici del gruppo sportivo Spezzano Castelvetro e gli amici del gruppo Panaria Group, con la Lea Ceramiche che anche quest'anno ha ospitato la sede di arrivo. Intanto continua l'azione dei 3 uomini al comando, siamo al suono della campana, avete visto c'è ancora Nibali all'inseguimento, poi dietro notevole selezione e adesso ovviamente si cerca l'accordo davanti, anche se ormai è scontata la riuscita di questa fuga e quindi iniziano anche le fasi di studio. Attenzione adesso all'allungo di Eugert Zupa che prova a prendere qualche rischio in questa rotonda nel tentativo poi sullo scatto di guadagnare ancora qualcosa. Ci sembra ancora in difficoltà adesso Alessio Casini, perde una trentina di metri il corridore della Maltinti. Zupa prova ad insistere,
però deve stare attento il forte atleta albanese, perché Bettiola ha dimostrato già in più di un'occasione di avere un ottimo spunto veloce, e quindi deve stare molto attento Eugert Zupa. Casini ci appare un po' in difficoltà, ma non diamo per spacciato ancora l'atleta del gruppo ciclistico Maltinti. Ancora poco più di 3 km al termine per questi tre atleti che tornano tutti assieme. Ormai siamo davvero nelle battute conclusive della 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Adesso il Zupa a fare l'andatura dietro Bettiola, in terza ruota Casini. Adesso c'è l'allungo, il tentativo di allungo di Alessio Casini. Siamo davvero nel finale, ultimi metri, ultimi centinaia di metri, praticamente 1,5 km al termine per questa manifestazione. Vi ricordo ancora una volta l'organizzazione dell'OCIP, Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, con la collaborazione del gruppo sportivo Spezzano Castelvetro, il supporto fondamentale della ditta Galliani Piante. E intanto ancora Casini a fare l'andatura, Zupa in seconda ruota, Bettiola in terza. Siamo ormai in vista del triangolo rosso che segnalerà l'inizio degli ultimi 1000 metri di corsa, con ancora i tre uomini al comando. Ve li ricordo ancora una volta: Eugert Zupa indossa la maglia di campione nazionale albanese e corre per la Trevigiani Dynamon Bottoli. Alberto Bettiola, che è alla vigilia della partenza con la nazionale per la prova di Coppa delle Nazioni che si disputerà in Canada, e Alessio Casini della Maltinti Banca di Cambiano. Ormai ultimi metri di corsa per i tre uomini al comando, che a questo punto si giocheranno il successo nella 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Allo sprint sarà uno sprint a 3 per decidere questo finale. Tutto è pronto per la conclusione della prova. La svolta a destra che segna l'inizio dell'ultimo tratto del rettilineo finale. Con Eugert Zupa che lancia una volata lunghissima lungo le transenne, perde contatto Casini, mentre Alberto Bettiola prova a rimontare, ed è la rimonta bella pulita di Alberto Bettiola della Mastro Marco Sensi Dover. Seconda posizione per Eugert Zupa della Trevigiani Dynamon Bottoli, leggermente più staccato Alessio Casini della Maltinti. Per quanto riguarda invece il quarto posto arriva Mirko Ulivieri della Mastro Marco Sensi Dover. Il quinto posto di Dario Mantelli, sesto Nibali, settimo Zanetti, ottavo Mondini, nono Nicola Gaffurini. Decima posizione per Mirko Tedeschi. La bella vittoria di Alberto Bettiola, la terza stagionale della Mastro Marco Chianti Sensi Dover, che va ad aggiudicarsi la 16ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Battuti Eugert Zupa ed Alessio Casini, e a questo punto andiamo ad ascoltare le interviste del dopocorsa. Alberto Bettiola, terza vittoria stagionale, una gara che lunga, impegnativa, che sei riuscito a vincere un finale a 3, una bella volata. Eh sì dai, ero il più veloce di tutti, però Zupa aveva una grande gamba oggi e è stato merito suo se siamo riusciti a guadagnare così tanto in pochi chilometri. E niente, siamo stati un po' fortunati, però alla fine ce la siamo cercata questa fuga e niente, poi in volata sono riuscito a passarlo gli ultimi 50 metri. A metà corsa una fuga che però non vi andava bene, siete andati a chiuderla. Non ci andava bene perché avevamo due uomini soli su circa una ventina di unità e quindi non erano veloci e ci siamo subito messi a lavorare e poi niente, tutti gli scatti erano buoni fino a che non abbiamo trovato questa fuga e fino ad ora non ho mai deluso i miei compagni di squadra che hanno lavorato per me, quindi era giusto così. E niente, a questo proposito li ringrazio la squadra, faccio un grosso in bocca al lupo a Malucchi, il presidente, che non sta tanto bene, e una dedica in particolare alla madre di un nostro accompagnatore che è venuto a mancare in settimana e che gli vogliamo tanto bene.
Eugen Zupa, un secondo posto nella gara che arriva qui vicino casa, ce l'hai messa tutta, la vittoria non è arrivata, Bettiol in volata era più veloce. Ma speravo veramente di vincere oggi, che abito qua a Scandiano, che a pochi passi e ci tenevo in particolare, solo che mi ha battuto di poco, ma sono giocata fino alla fine e è stato superiore, c'è poco da dire. Alessio Casini, un terzo posto abbonato a questo piazzamento, comunque da fine anno scorso a quest'anno sono cambiate tante cose, sei ritornato ad alti livelli. Sì, ci farei la firma abbonarmi a questo terzo posto, diciamo. Però sì, perché sono stato male tanto, ho avuto tanti problemi a un ginocchio che sembrava finita la questione. Sono ripartito con tanta grinta, tanta voglia di far bene, grazie alla squadra, a questi giovani, a Renzo, a Luddi che mi hanno dato fiducia, e quindi ora sono qua e sto bene, cerco di dare soddisfazione anche a loro e a me stesso. Gabriele Balducci, che bella vittoria quest'oggi, una vittoria importante, una gara impegnativa, lunga, una vittoria con una dedica speciale. Ma penso proprio di sì, nel senso tutte le vittorie sono belle, sono importanti. È chiaro, stiamo passando un momento della squadra che c'è una persona in particolare, che è il nostro presidente storico, che è Bruno Malucchi, che gli volevamo dedicare una vittoria. Siamo partiti con l'intento di far bene per la squadra, per lui, per Mastro Marco, ci siamo riusciti, ancora più bello. Voglio ringraziare la mia squadra perché veramente questi ragazzi sono veramente straordinari, riescono sempre a dare il massimo con professionalità e continua, e quindi questo fa piacere. Ragazzi giovani stanno crescendo. Niente, ci sono i prossimi appuntamenti, andiamo avanti e speriamo di ritrovarci ancora. Emilio Mussini e Giulio Montanari, due colonne portanti del ciclismo in terra emiliana. Emilio, i giovani sono il punto di partenza anche per i grandi traguardi. Sei uno sponsor importante, il gruppo Panarea Group, a fianco da tanti anni del ciclismo, senza mai dimenticare i giovani. Facciamo quello che possiamo, si vorrebbe anche fare qualcosa di più, però abbiamo la fortuna che ci sono degli organizzatori e delle persone con tanta passione come Giulio, che riescono anche con le piccole risorse che gli mettiamo a disposizione a fare delle bellissime manifestazioni che danno l'opportunità a questi ragazzi di esprimersi, di fare delle gare vere, delle gare importanti che gli danno la possibilità di misurarsi e di capire qual è il loro valore, anche perché penso che molti di questi aspirano a diventare professionisti. Quindi noi facciamo poco, ma siamo contenti di vedere che c'è tutto questo entusiasmo intorno. Giulio Montanari, il gemellaggio con la Toscana continua e continua in grande stile, 16 edizioni di una bellissima avventura. Dunque, noi sono 16 anni che da un mio sogno nel cassetto il papà del signor Emilio qua mi disse: ma sì, lo facciamo. Io avevo il sogno di fare una giornata intera dedicata al ciclismo. Siamo partiti 16 anni fa, stiamo continuando. Io credo che noi dobbiamo ringraziare dall'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e in particolare la famiglia Mussini, che ci è vicino, ci mette a disposizione un'azienda, ci dà la base logistica e ci permette di fare la manifestazione. Una cosa però, un sassolino nelle scarpe io ce l'ho, lo devo tirare, mi dispiace. La poca professionalità che hanno i direttori sportivi, educando o maleducando gli atleti, non è una bella cosa. Io non tollero e non tollererò più vedere dei corridori che arrivano a 8 km dall'arrivo e si fermano perché la corsa è andata. Non è vero, tu devi onorare chi l'ha pagata e chi l'ha organizzata. Le signore che sono da stamattina sono là a fare delle tigelle, noi che alle 5 eravamo qua per allestire tutto, credo che abbiamo diritto al rispetto. Questi corridori, come diceva il signor Emilio prima, saranno dei professionisti, ma pensano che nel professionismo funzioni così? No, non funziona così. Le corse si finiscono. Io credo che i direttori sportivi devono essere i primi, perché io faccio il direttore sportivo di bambini di 8 ai 12 anni, ma non gli do questo sistema di corsa. Questo è sbagliato. Il ciclismo deve rivedersi su queste cose e deve fare quello che può, perché altrimenti il signor Emilio Mussini, quando si stancherà di vedere 10-15 corridori all'arrivo, ci dirà: cari signori, non abbiamo più la possibilità di farlo,
Per noi sarà un dispiacere, ma il dispiacere più grosso sarà per i corridori che non avranno più corse, visto tutte quelle che si sono perse. In più ci saranno sempre meno persone che si avvicinano al ciclismo, quindi un maggior senso di responsabilità da parte delle associazioni e dei corridori e dei loro direttori sportivi. Io credo che sia un atto dovuto, poi facciano quello che vogliono. Io sono 2 anni che glielo dico, gliel'ho detto anche l'anno scorso, glielo ripeto quest'anno. I professionisti ragionano in modo diverso, domani saranno professionisti questi ragazzi. Io credo che devono onorare chi gli dà i soldi e che gli permette di fare questo sport. Grazie e scusate per lo sfogo. Massimo Galligani, ancora una volta avete accolto la partenza della Pistoia Fiorano Modenese, un'amicizia quella con gli organizzatori di questa corsa, con il gruppo toscano e il gruppo emiliano che va avanti da tanti anni. È bello vedere una famiglia con tanta passione per il ciclismo che si impegna per dare la possibilità a questi giovani di fare una corsa che è una corsa stupenda. Sì, anche quest'anno si è rivelata una corsa molto combattuta fin dall'inizio e abbiamo avuto la fortuna del tempo che diciamo è stato abbastanza clemente, nonostante minacciasse pioggia durante la partenza. Poi nello svolgimento della gara abbiamo avuto un miglioramento e di conseguenza siamo arrivati qui all'arrivo con una bella giornata e un bel gruppo di corridori che ha fatto molto piacere, penso, anche agli organizzatori dell'arrivo. Appuntamento al prossimo anno? Spero di sì, sono cose queste che si dicono male a lungo termine, però diciamo da parte nostra cercheremo di metterci tutto l'impegno possibile e credo lo stesso anche per quanto riguarda gli organizzatori dell'arrivo. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.